Con la situazione meteorologica, il caldo intenso non darà tregua all'Europa anche nei prossimi giorni e così ritorna anche la possibilità di instabilità pomeridiana sui rilievi in Liguria, ma torna anche il disagio fisiologico per il grande caldo. Durante il pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle testate di Valtrebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri. Lì nel pomeriggio ci saranno temporali che poi sconfineranno verso la Val Bormida e la Val Erro. Nel pomeriggio saranno possibili temporali tra Piacentino ed Oltrepo Pavese con interessamento marginale delle testate della Valtrebbia e della Val d'Aveto. Altrove invece cieli tutt'al più velati ma nel complesso tempo soleggiato. Venti da deboli a moderati dei quadranti meridionali con mare quasi calmo poco mosso, temperature pressoché stazionarie con valori localmente superiori ai 30 gradi. Per domani, sabato 11 luglio, i tecnici della Limit prevedono tempo soleggiato al mattino, nubi sul settore centrale, nel pomeriggio possibili temporali sulle testate di Valtrebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri, in serata attenuazione dei temporali a levante, mentre a ponente sarà possibile un veloce sconfinamento temporalesco tra Val Bormida ed Erro in successiva attenuazione. Venti deboli o moderati tra est e sud-est con mare generalmente poco mosso, temperature senza particolari variazioni ma sempre su valori alti. Terminiamo con un cenno alla previsione per domenica 12 luglio, giornata stabile sulla costa e instabilità pomeridiana sull'Appennino del Medio Levante. Le temperature massime saranno in aumento.